It. Approvato dalla Corte dei Conti il bilancio 2017 della Regione Veneto, il governatore Zaia chiede leggi più snelle, aiutateci a gestire meglio il patrimonio pubblico. Nominato il nuovo prefetto di Venezia, il trevigiano Vittorio Zappalorto, già commissario straordinario del comune dopo le dimissioni di Orsoni da sindaco. Terrore in via Piave, impiegata di sala slot minacciata con le forbici e poi chiusa in uno stanzino da uno dei clienti che fugge con l'incasso, ingente il bottino. I bimbi affogati nel Mediterraneo, dei bambolotti, il post-shock sui social della forzista Caterina Pinelli, docente e coordinatrice azzurra di Porto Dugruaro. Marconi incassa l'ok della prefettura e il comune è pronto a investire 300.000 euro per 24 nuove telecamere che punteranno su tutte le vie d'accesso del paese. Approdata a Venezia, la prima barca a idrogeno ed energia rinnovabile è stata definita la tecnologia del futuro e a tutela dell'ambiente. Domani sera in scena Dolo, Moby Dick, spettacolo completamente gratuito a 3 anni dalla devastazione della tromba d'aria, evento che parla di coesione sociale. Buonasera e ben ritrovati da Venezia. Dunque questi titoli di oggi. Ha approvato dalla Corte dei Conti il bilancio 2017 della Regione Veneto. Il governatore Zaia chiede leggi più snelle per le alienazioni immobiliari. Aiutateci a gestire meglio il patrimonio pubblico. Sentiamo. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, sentito il pubblico ministero, verifica il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2017. La Corte dei Conti ha espresso un giudizio positivo sul rendiconto generale dello scorso anno della Regione Veneto. Possiamo dire che abbiamo il certificato, abbiamo passato l'esame, quello più importante, e quindi i cittadini sanno che abbiamo governato bene, abbiamo gestito bene i 14 miliardi e 200 milioni della Regione anche nel 2017 e la Corte dei Conti ci ha dato il parere positivo. Nel 2017 la Regione Veneto ha chiuso l'esercizio con un bilancio inattivo di circa 356 milioni, segnando un miglioramento dell'11% rispetto al risultato del 2016. La voce più consistente, circa 9 miliardi, riguarda i trasferimenti alle ULSS per la gestione della sanità regionale. Rilievi dalla Corte sono arrivati sull'inclusione nel capitolo sanitario anche dell'Istituto Zooprofilattico e dell'ARPAV. La magistratura contabile ha però messo in luce il lavoro sempre migliorativo dell'ente. Resta il nodo dei project financing stipulati dalle precedenti amministrazioni. Il governatore Luca Zaia ha chiesto al legislatore nazionale di modificare le norme in modo da poterli chiudere senza incorrere in sanzioni con la giustizia contabile. Un'altra richiesta riguarda le alienazioni dello sterminato patrimonio immobiliare della Regione estraneo alle attività proprie dell'ente. Vorremmo liberarcene e recuperare così risorse utili a svolgere al meglio i nostri compiti, ha ribadito Zaia, che non sono gestire alberghi e campi da golf, ma fornire servizi di qualità ai cittadini. Purtroppo le vendite sono rese complicate da una burocrazia davvero eccessiva. Nominato il nuovo prefetto di Venezia e l'ex commissario straordinario del comune, il trevigiano Vittorio Zappalorto, che dal 2014 ricoprì il citato incarico quando l'allora sindaco Giorgio Orsoni fu costretto a dimettersi perché investito dalla lunga onda dello scandalo Mose. All'epoca Zappalorto ricoprì l'incarico fino a giugno 2015, quando la città tornò al voto. L'ex commissario era stato uno dei papabili fin dal momento in cui l'ex prefetto Carlo Boffi è andato in pensione. Torna in città con questo nuovo ruolo dopo essere stato nominato dal Consiglio dei Ministri durante la riunione di oggi. Vittorio Zappalorto da oggi è a tutti gli effetti il nuovo titolare di Ca' Corner. Siamo alla cronaca, violenta rapina a Mestre in una sala slot di via Piave, tutti i particolari nel prossimo servizio. Si è vista puntare alla gola un paio di forbici con la minaccia di consegnarle tutto il denaro presente in cassa, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine.
Il rapinatore, il cliente che poco prima stava giocando alle macchinette. La violenta rapina in questa sala slot di via Piave 4, incrocio con via Milanese a Mestre, con la commessa che dopo l'aggressione è stata chiusa a chiave nell'ufficio depredato e il bandito fuggito con un bottino pari a diverse migliaia di euro. Il fatto nel pomeriggio di ieri, oggi qui nessuno vuole parlare, tutti hanno paura. Al vaglio della polizia le immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. La commessa, sotto shock, rientrerà in servizio soltanto la prossima settimana. Dopo la rapina ha preferito restare a casa. Via Piave, strada che dal centro di Mestre porta alla stazione dei treni. La via etnica la chiamano bonariamente i residenti, quella popolata da molti extracomunitari dove lo spaccio e gli atti di illegalità sono quasi all'ordine del giorno. Roma arrestata per il furto di rame in un'azienda dismessa di Rubiera nel Reggiano. Si tratta di Francesca Ametovic, trentenne originaria di Ferrara ma residente nel Veneziano, arrestata con l'accusa di furto aggravato ieri sera verso le 18:30. L'intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare 15 quintali di rame, ovvero cavi elettrici sfilati dagli impianti dell'ex azienda e già arrotolati per essere portati via, e di restituire il bottino al curatore fallimentare responsabile dell'area presa di mira dai ladri, e caccia ora gli altri 3 complici della zingara. Paura oggi lungo il passante per un mezzo andato improvvisamente a fuoco, tanta la paura, ma per fortuna, a parte qualche disagio al traffico, non ci sono stati feriti. Ecco la densa nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza, che oggi ha destato molta preoccupazione tra chi, con il naso all'insù, ha potuto osservarla anche nel suo comune. A prendere fuoco per cause da chiarire un camion lungo il passante in direzione Padova, all'altezza di Spinea, poco prima delle 12. Tra le sirene spiegate delle autobotti dei vigili del fuoco di Mestre lungo l'autostrada per raggiungere il passante, per fortuna, a parte tanta paura e qualche disagio al traffico, non si sono registrati né feriti né disagi di altro tipo. Il camionista interessato dall'incendio, infatti, è riuscito a mettersi in salvo accostando il mezzo in corsia d'emergenza, salvando così la motrice, mentre il rimorchio è andato completamente distrutto. Ed ancora a cronaca, le cosiddette ladre dell'abbraccio sono tornate a colpire nel Veneziano nelle scorse ore in pieno centro a Milano. L'allarme è stato lanciato verso le 12:30 nella zona dell'ufficio postale del paese. Da una Mercedes grigia sono scese 2 donne vestite in maniera elegante, si sono avvicinate all'uomo di 80 anni, gli hanno rivolto la parola, prima una richiesta di indicazioni stradali, poi il caloroso e finto ovviamente saluto, simulando una vecchia conoscenza. Una delle malviventi, dopo aver pur offerto una prestazione sessuale all'80enne, ha allungato la mano e gli ha sfilato dal polso della vittima l'orologio che potrebbe valere diversi soldi. Una volta messo a segno il colpo, le 2 hanno raggiunto in fretta la Mercedes che attendeva nelle vicinanze, facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti. Sul posto si sono portati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del derubato e di eventuali testimoni, diramando la descrizione delle 2 donne alle altre pattuglie dislocate in zona. Le perlustrazioni però per il momento non hanno dato alcun esito. I bimbi affogati nel Mediterraneo, quelle foto sono un fake. Il post shock sui social della forzista Caterina Pinelli, docente e coordinatrice azzurra di Portogruaro, ha suscitato un comprensibile putiferio. Io mi prendo le responsabilità di quello che dico, ma non mi prendo responsabilità di quello che non dico. Io non ho mai negato le morti, si vada a vedere i commenti. Così la coordinatrice di Forza Italia a Portogruaro, Caterina Pinelli, in diretta alla Voce del Mattino, prova a difendersi dall'inevitabile polemica seguita da alcune sue esternazioni su Facebook. Non ho mai negato le morti di profughi in mare, sostiene, ma gli screenshot dei suoi post raccontano una storia diversa. Le immagini dei bambini annegati sono fake, aveva scritto nero su bianco in un commento ora cancellato, per poi parlare di incoerenze visibilissime nelle foto. Non ci si deve scandalizzare se uno ha dei dubbi oppure no, ci si deve scandalizzare del fatto che non si ferma questa tratta di persone. Questa vicenda, accusa Pinelli, è stata strumentalizzata dai giornali. Onestamente, le foto a cosa erano associate? Erano associate a un pensiero politico.
delle foto fondamentalmente, delle morti, non se ne parlava, si parlava del fatto che la responsabilità era del governo perché aveva chiuso i posti. Se lei guarda il mio primo post, il post con le foto, io lo dice perché è responsabile l'Italia, da lì è nato, io ho visto una grossa strumentalizzazione. Ma tra chi prende le distanze dalla forzista c'è anche il coordinatore provinciale azzurro Michele Celeghin. Quanto dichiarato da Pinelli rimane un suo parere, da noi assolutamente non condiviso, scandisce. Il nostro partito ha sempre evidenziato e dimostrato sensibilità nei confronti del problema dei migranti, con particolare riferimento a bambini, donne e anziani. Le tragedie della vita di queste popolazioni non si affrontano a suon di post sui social network. Un patto per la sicurezza urbana. A Marcon è partito il progetto per la videosorveglianza con 24 telecamere ad alta definizione, di cui 7 con il riconoscimento della targa. Un patto per la sicurezza che prevede 24 nuove telecamere e occhi elettronici speciali in grado cioè di riconoscere la targa di qualsiasi veicolo in tempo reale. Investimento di 325.000 euro che decollerà da Marcon contro il degrado e lo spaccio e per cercare di tutelare la popolazione maggiormente esposta ai rischi. Si è deciso di installare appunto queste telecamere nei punti più strategici del territorio, dando priorità ai varchi sul territorio, quindi i varchi sono 13. Tra i varchi la rotatoria di Viale San Marco, la piazza del municipio e le strade che collegano il comune a tangenziale e le vie di maggior transito in città. L'investimento è per il 2019, parte adesso tutta la progettazione esecutiva di questa videosorveglianza territoriale, una videosorveglianza che parte da zero. Basti pensare che i comuni limitrofi come Martellago o Mogliano contano già un numero importante di telecamere. Il patto per la sicurezza firmato dal sindaco e dalla prefettura prevede l'installazione dei nuovi occhi elettronici puntati nei nodi cruciali della città. L'obiettivo, come detto, disincentivare i furti, gli atti vandalici e come contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio. Appello dei commercianti di Sacca Fisola, l'isola veneziana da tempo trascurata, 5 Stelle e municipalità a fianco delle attività per chiedere un rilancio del mercato settimanale. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle chiedono una maggiore attenzione per il mercato settimanale di Sacca Fisola, che si tiene puntualmente ogni venerdì dal 1979, ma che ultimamente sta incontrando non poche difficoltà, al punto che diversi operatori sarebbero pronti a mollare. Abbiamo raccolto un grido d'allarme sia dagli operatori del mercato sia anche dalla municipalità stessa, che ha votato un ordine del giorno circa la necessità di rivitalizzare il mercato. I grillini chiedono una serie di azioni a sostegno dei commercianti, a partire dalla riduzione delle tariffe del ferry di ACTV che conduce sull'isola i veicoli degli ambulanti. Attualmente il costo è di circa 1.400 euro alla settimana. Ci sono poi alcuni interventi, fa presente Sara Wiesmann, che si potrebbero realizzare da subito a costo zero per l'amministrazione. Dando la possibilità intanto di cambiare la destinazione d'uso di un posteggio, cioè cambiando dal settore non alimentare ad alimentare, perché c'è stata richiesta la possibilità di una vendita anche di gastronomia, la gastronomia che è presente in tutti gli altri mercati. Il rappresentante degli ambulanti ha inoltre chiesto al Comune di prendere in considerazione alcune forme di pubblicità per cercare di aumentare la clientela. Vicino alla chiesa c'è una piazzetta che viene inutilizzata ed è adiacente al mercato. Sempre su richiesta degli operatori richiediamo che una volta al mese lì si possano fare delle piccole iniziative per attirare più persone. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana. Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni: che siano rispettati i parametri di buonsenso in termini economici e di sostenibilità ambientale. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti dopo gli esiti del Consiglio dei Ministri. Il CONI deve scegliere rispettando
queste condizioni che poi noi valuteremo. Per questo è stato stilato una sorta di decalogo di principi nero su bianco al quale avrebbero lavorato il Premier Giuseppe Conte e lo stesso Giancarlo Giorgetti. Una decisione, quella del CONI, che arriverà martedì prossimo. Nel frattempo il messaggio appello di Luca Zaia ai veneti continua a trovare il sostegno anche al di fuori della regione. Sentiamo. Se io le chiedessi da Presidente della Regione cosa sostiene, Torino, Milano o Cortina? Cortina. Sì? Non c'è dubbio, anzi io mi auguro che Cortina 2026 possa diventare anche un'opportunità per il Friuli Venezia Giulia. L'ultimo endorsement viene direttamente dal numero 1 della regione, Friuli Venezia Giulia. Per Massimiliano Fedriga, collega di ruolo e di partito di Luca Zaia, non è solo un dovere istituzionale di alleato, è un obiettivo strategico per il nord-est intero. Dagli industriali agli albergatori, tutti in campo per Cortina. Ci è voluto poco tempo per la mobilitazione chiesta a gran voce dal governatore Luca Zaia attraverso il messaggio appello audio ai veneti. Crediamoci fino in fondo, sostengano tutti la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026. E la risposta arriva subito da Federalberghi, che scrive una lettera al numero 1 del CONI Malagò per spingere verso la vittoria delle Dolomiti. Cortina nel segno della località più prestigiosa montana italiana e forse prima ancora il concetto di Dolomiti che finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a tirare fuori insieme agli amici del Trentino, agli amici dell'Alto Adige e anche agli amici del Friuli. Questa unione di tutte le Dolomiti per candidarsi alle Olimpiadi credo che sia un evento straordinario. Poi arrivano gli industriali, Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Asso Imprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina, recita un comunicato ufficiale. La scelta di individuare non un'area metropolitana, bensì un territorio montano, storicamente votato al turismo e agli sport invernali, è un messaggio politico forte di attenzione verso le terre alte, che vanno riportate al centro delle politiche di sviluppo dell'Italia e dell'Europa. Importante, continua il comunicato, la scelta strategica di puntare sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. L'assegnazione dei Giochi Olimpici a Cortina, continuano le 4 associazioni industriali, sarebbe volano non solo per le Dolomiti, ma per l'intera area alpina, sia nel turismo che nel manifatturiero. Le adesioni all'hashtag Io sto con Cortina 2026 continuano, mentre le ore si fanno sempre più cruciali. Non invito francamente chi dovrà decidere, perché subirà pressioni e strattonamenti da tutte le parti. La battaglia si fa difficile, ma è proprio perché sono difficili le battaglie che fanno ancora la pena di essere combattute. Approdata a Venezia, la prima barca a idrogeno ed energie rinnovabili, è stata definita la tecnologia del futuro e a tutela dell'ambiente. Da oltre un anno fa scalo nei porti di tutto il mondo per portare il suo messaggio d'amore per il pianeta. È approdata all'isola della Certosa Energy Observer, la prima imbarcazione elettrica alimentata completamente a idrogeno ed energie rinnovabili. Fino al 16 luglio resterà a Venezia, 23esima tappa di un giro intorno al globo cominciato nel giugno dello scorso anno dallo scalo francese di Saint-Malo. Finora ha già percorso ben 7.000 miglia senza emettere la minima traccia di gas serra né di polveri sottili. La spedizione non ha un valore solo simbolico ma anche scientifico. L'obiettivo è di testare in condizioni estreme una serie di tecnologie energetiche a impatto zero. Un mix di solare eolico e un doppio stoccaggio con batterie dell'idrogeno prodotto a bordo con l'elettrolisi dell'acqua di mare porta l'imbarcazione molto vicina all'autonomia energetica. I veneziani potranno visitarla e incontrare l'equipaggio all'interno del villaggio espositivo allestito per l'occasione dal 7 al 15 luglio nella marina della Certosa. Una grande macchina teatrale dalla doppia valenza della ricostruzione a 3 anni dalla devastazione della tromba d'aria e della coesione sociale. Domani sera a Dolla lo spettacolo completamente gratuito, Moby Dick. Vediamo. Sono la pazzia impazzita, la profezia diceva che sarei stato mutilato e sì, ho perduto la gamba. Si chiama Moby Dick, spettacolo completamente gratuito che andrà in scena fuori da ogni contesto teatrale all'Isola Bassa di Dolo domani sera a partire dalle 21. Il nuovo spettacolo di strada della compagnia Teatro dei Venti, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Herman Melville. Melville ci lascia la possibilità di intravedere attraverso il romanzo la società contemporanea anche, quindi rileggendo oggi il testo di Melville riusciamo a intravedere ciò che è
la speranza di un futuro migliore di quello che abbiamo oggi, della necessità di coesione, necessità di essere un equipaggio e quindi tutti, qualsiasi colore, qualsiasi provenienza, verso un'unica direzione, quella di un mondo possibile. Un equipaggio di 20 artisti tra attori, musicisti e acrobati che domani sera vedrà protagonisti anche gli stessi residenti con l'interazione dei bambini e ragazzi della comunità dolese per una coproduzione con lo stesso comune e i componenti del coro Voce dal Mondo in occasione dei 3 anni dalla devastazione della tromba d'aria. Questo è uno spettacolo sulla fatica e sulla pazienza. Noi il 7 di luglio, l'8 di luglio sono 3 anni dal tornado e la fatica e la pazienza con la quale abbiamo ricostruito tutto è rappresentata da Moby Dick, è il nostro modo per ricordarlo. L'invito dell'amministrazione comunale di presentarsi indossando una maglietta rossa, un'idea nata durante un sogno e continuata nella veglia notturna. E poi sono le idee più strambe quelle che in realtà contengono anche una particolarità, anche una forza nascosta, e questa forza spero possa emergere anche qui a Dolo. Siamo allo sport, è ufficiale Austin Day, non sarà solo un'avventura di primavera, la Reyer Venezia gli ha rinnovato il contratto con la firma per le prossime 2 stagioni. L'atleta USA ha mostrato enorme talento nel corso degli ultimi playoff Orogranata, non vedo l'ora di ricominciare la prossima stagione, è il 7° giocatore confermato. Soddisfazione anche da parte del presidente Orogranata, Federico Casarin. Day costituirà un tassello fondamentale del roster per la prossima stagione, l'accordo con Austin è il risultato di una trattativa importante di cui siamo molto soddisfatti, dice. L'atleta ha dimostrato nei mesi in cui ha lavorato con noi grandi qualità tecniche, umane e disponibilità a mettersi a disposizione per il gruppo. Siamo felici che sia il 7° giocatore confermato. Siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10 in studio, ospite Massimiliano Barison, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e Silvano Piazza, Partito Democratico. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 7 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà infatti sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Possibili soltanto occasionali piovaschi pomeridiani sui monti del Vicentino. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 33 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli, Venezia e Giulia. Anche qui sarà una bellissima giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti lungo le aree costiere. Temperature minime comprese tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 30 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino, Alto Adige. Il tempo sarà lievemente instabile con qualche rovescio temporale possibile soprattutto sui settori alpini di confine. Buono ovunque, altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.